Un sogno che si realizza grazie al contributo di tutti. In conferenza lei ha citato in particolare Giavarini e Alessi. Sì, senza di loro, senza Giavarini e senza Alessi questo sogno non poteva continuare, non poteva esistere. Li ringraziamo perché hanno fatto in modo che potessimo arrivare fino alla fine, ci siamo arrivati, adesso spetta a noi giocarci le due ultime partite fondamentali. Giavarini ieri è venuto a trovarvi, cosa vi siete detti? Lui è il primo a credere nella salvezza. No, il Presidente è venuto a trovarci, mi è venuto a salutare in maniera affettuosa, mi ha ringraziato, mi ha elogiato, fanno sempre bene sapere, avere le belle parole del Presidente. Lui e Alessi mi hanno dato sempre il sostegno giusto e sono contento, li ringrazio a loro per quello che hanno fatto. Mister, questa volta a preoccupare in particolare sono le troppe diffide. Ha spiegato ai ragazzi come evitare sorprese? Ai ragazzi ho spiegato un pochettino quello che dobbiamo cercare di evitare, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare la nostra partita della vita domani, non possiamo permetterci di pensare al domani, dobbiamo pensare domani quello che è, quindi da loro voglio che giocano senza nessun assillo della squalifica, ma giocano perché domani deve essere una partita nostra. Presidente, la società ha abbassato i prezzi, addirittura in curva un biglietto costa 3 euro, questo perché domani bisogna essere presenti in massa, questo è l'auspicio almeno? Ma questo è l'auspicio di quello che abbiamo fatto, questa riduzione dei prezzi dei biglietti, perché vogliamo che il pubblico agrigentino venga in massa allo stadio, perché per noi domani è una partita fondamentale, i ragazzi hanno bisogno dell'incitamento del pubblico, per noi il nostro pubblico quando vuole sa essere il 12° uomo in campo, quindi questa operazione di riduzione dei biglietti è stata fatta proprio per supportare al massimo questa squadra in una partita che è fondamentale per la permanenza in Lega Pro.